Abbiamo deciso di allevare gli alpaca e i lama, perché questa è una femmina di lama, quella sua piccola che ha 4 giorni, e poi coltivare lo zafferano per, diciamo, portare in Friuli qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso, non come le solite mucche da latte o le pecore. Allora tutti e due sono con lo zafferano è un ritorno economico più veloce, cioè il raccolto, la vendita e il guadagno. Questi animali qua ci vuole un po' di tempo per incrementarne il numero e poi poter riuscire a vendere i piccoli. Oh sì, noi gli animali hanno bisogno di un terreno abbastanza ampio per pascolare, e in più noi abbiamo anche disboscato alcuni boschi, come quello qua dietro qui erano tutto bosco, per portarlo a pascolo, per poi lasciare gli animali liberi al pascolo e passeggiare tranquilli nella natura. Loro hanno bisogno di erba e di fieno e di acqua sempre fresca, è l'unica cosa di cui hanno bisogno. Per il resto loro si arrangiano anche per i parti, non hanno bisogno dell'aiuto dell'uomo. I lama e gli alpaca decidono cosa mangiare, non mangiano tutti quanti i tipi di vegetazione, mangiano prevalentemente erba, tipo il ranuncolo non lo mangiano perché è velenoso. Anche la caccia ho visto che La caccia, se è fresca e piccola, forse la mangiano, ma se dopo inizia da un po' di mesi non la mangiano più. Invece le capre e le pecore sono animali che mangiano un po' tutto, diciamo, e puliscono meglio il terreno. Appunto per questo si tocca anche sfalciare per tenere pulito il terreno. C'è l'ana, l'alpaca migliore di quella del lama, e poi la rivendita dei cuccioli quando a 7-8 mesi puoi vendere i cuccioli per partorito, allevamento. per altri allevamenti, sì. Poi la lana sì, ovviamente vale, già grezza vale sui 100 euro al chilo la lana di alpaca, 100-120 euro al chilo. Poi lavorata ovviamente vai a guadagnare di più, e in più fai varie attività di trekking con loro, fattoria didattica e sociale. Questi qui loro hanno una fibra tipo il cashmere, è 7 volte più calda di quella di pecora, non infeltrisce, non è allergica, questa la fibra dell'alpaca. Tutti dicono lana, però non è proprio giusto il termine lana, è più una fibra questa, ecco. Questa è la differenza tra, diciamo, la lana di pecora e la lana di alpaca. Stiamo creando un consorzio che parte da Erto arrivare fino a Vito d'Asio per fare appunto questa web therapy e lavorare con i ragazzi che hanno problemi. Poi volevamo ristrutturare la stalla, portarla, diciamo, fare un ristrutturamento, allungare la stalla per raccogliere i ragazzi anche se il tempo non è bello, fare dei bagni. Poi ci stiamo lavorando anche con un ragazzo che fa latte di asina e stiamo facendo un sapone con latte di asina allo zafferano. Noi abbiamo già la filiera con Walter Zamuner, siamo in 6 produttori di zafferano per adesso. Sì. E invece per la lana è quello un po' più difficile perché gli allevamenti di alpaca e di lama in Friuli siamo solo noi, quindi non c'è nessun altro. Ci sarebbe qualcuno in Trentino, però loro, diciamo, hanno già il loro business e non interessa della lana. Però sì, anche se qualcun altro si mettesse a fare questa cosa qui, sì, per noi sarebbe solo un incremento di animali e di conoscenza anche in Friuli di questo animale qui. Più siamo sarebbe più... La lana per adesso, noi adesso abbiamo fatto la tosatura di quest'anno, l'abbiamo mandata a Biella a trasformare, si ritorna in gomitoli, poi vogliamo trasformare tutto quanto telaio, fatto tutto quanto con una signora che conosciamo che lavora a telaio, per fare un lavoro, diciamo, manuale il più possibile. Per poi rivenderla faremo dei mercati o comunque qua chi viene. Un maschio adulto fa 3-4 kg, poi dipende, un lama così si prende solo la parte centrale perché è la prima scelta. Questa qui è la seconda scelta del collo, dei lama non si tosa, si tosa solo per pulirli ogni 2 anni. Invece l'alpaca si tosa tutto, anche se c'è la prima scelta e la seconda scelta, ma comunque la seconda scelta dell'alpaca è tanto meglio di quella di lama. Abbiamo già iniziato a piantare ulivi e volevamo piantare il melograno quest'anno in un bosco, volevamo tagliare un bosco e piantare i melograni. Però fra 25 anni io penso di incrementare il numero, almeno un centinaio di animali, e poi arrivare a 1,5 kg di zafferano di prodotto più o meno, più tutte le altre tipi di attività con i bambini, con l'agriturismo, con le camere, volevamo fare anche 2 camere per gli ospiti che vengono.